Semaforo verde, inizia il match con l'Acqua e Sapone che gestisce il primo possesso della gara. Pallone in verticale per Fitz che riesce a metterla giù con un gran controllo, non era facile sull'attacco di Jonas Mazzoni. Ancora il 23, allarga il pallone da Fusari che punta Gabriel Lima. Se la sposta sul sinistro, Fusari palla dentro, Fitz da 2 passi, deve soltanto appoggiarla, un bacio al palo e l'1-1 della Cialico Gianco, 16:21 sul cronometro, tutto da rifare per l'Acqua e Sapone. Rimessa laterale comunque in zona offensiva per la Acqua e Sapone. Murillo viene incontro Canabaro, eccolo il tocco per lui. Luca Ian all'esordio fa 2-1, si era fatto vedere già 2 volte, alla terza è arrivato il gol del nuovo vantaggio dell'Acqua e Sapone. Fallo laterale, rimessa per l'Acqua e Sapone con Murilo Ferreira. Rimane lontano Lima, la palla è per Luca Ian, stesso schema del secondo gol ed è anche il secondo gol di Luca Ian, 3-1 per l'Acqua e Sapone, la doppietta del numero 10. Migliore esordio non poteva esserci per lui, 2 gol identici, stesso schema, stessa conclusione, stesso esito. Il numero 10 che in questo caso guadagna un calcio d'angolo che andrà lui stesso a battere, il movimento di Fusari dall'altra parte per Ierai, perso sul secondo palo, accorcia la Cioli, 3-2, il gol del numero 4, gran passaggio di Fusari stavolta che si trasforma in assist man, splendida palla con il mancino, perso però Ierai, 3-2 al Pala Cesaroni. Continuano le discussioni tra Casassa e i 2 direttori di gara per il posizionamento del portiere della Acqua e Sapone. Arriva ora il fischio da parte del direttore di gara Luisigno con il mancino. Luisigno a 17 secondi dalla fine del primo tempo arriva il pari della Cialico Gianco con il numero 12, 3-3.
tutto ok per il direttore di gara. Semaforo verde del secondo tempo, ricomincia la gara tra Lazioli e l'Acqua e Sapone, stavolta a gestire il primo pallone è la squadra di casa. Tuta. Arriva ora il fischio, palla dentro per Jonas, è il terzo gol in fotocopia dell'Acqua e Sapone Unicross che si porta nuovamente in vantaggio a 17:08 dal termine del secondo tempo. Calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone. Pallone, neanche a dirlo, lo schema è sempre quello, è il 5-3 dell'Acqua e Sapone Unicross che ha 4:29 al termine del secondo tempo, si riporta sul doppio vantaggio. Finisce qui la partita al Pala Cesaroni, arriva la sesta vittoria stagionale consecutiva per l'Acqua e Sapone Unicross che batte 5-3 Lazioli Coggianco.